Allora, buondì a tutti, mi sono Sara Lucchetta per l'Istituto Ladin e sono sul programma Entra la nostra dente. In cui sono in Agort, precisamente nella comunità montana, e sono qua con Luciano Sabedotti che ne parlerà delle miniere della Valle Imperina. Ciao Luciano. Ciao Sara, ciao. Allora, iniziando attaccando proprio dall'origine di Sun, ne spiegherete un cinque che era le miniere della Valle Imperina, a chi che non le sa, magari che le dico che guarda il programma che non le sa. Sì, allora le prime notizie che noi avevamo sicure delle miniere della Valle Imperina le risale più o meno alla fine del 1400, precisamente nel 1483, canne che un certo Marin Sanudo, che era un nobile veneziano, evidentemente che non aveva problemi di skei, che poteva si occupare di in giro per il territorio e scrive relazioni, scrive rapporti di quel che vedeva di tutte le attività economiche o altre attività che vedeva sul territorio, e la realtà stupì in maniera particolare de Valle Imperina, delle miniere di Valle Imperina, che come che sapete le qua a sotto Agort in comune di Rivamonte se le vede benissimo passando per la strada statale, l'ex strada statale, adesso è una strada regionale. E sto Marin Sanudo parla appunto di buse e di fusine ove si colla i rami. Le insegno evidente che con le passate qua nel 1483 ste miniere era in attività, quindi come minimo le del 1483, però si ha notizie anche del 1417 che genera queste attività, solo che non è documentata in maniera scritta, perciò noi preferiamo di che la notizia ufficiale dell'esistenza delle miniere sia del 1483. A noi ne piace immaginare, visto l'importanza che aveva sta miniera, che anche ai tempi dei Romani la fosse sfruttata sta miniera, perché i Romani erano dei bravissimi ricercatori di minerali, dei bravissimi minatori, e quindi molto probabilmente l'era conosceste anche e sfruttate anche in epoca romana. Solo che nel 1600, mi pare, a Agordo è stato un grosso incendio che ha distrutto gran parte delle case e anche gli archivi. Quindi probabilmente con questo incendio le sparì anche dei documenti che potevano essere importantissimi per conoscere le origini di questa miniera. L'era una miniera onde si tirava fuori rame, era un minerale preziosissimo per quei tempi là, perché serviva soprattutto per gli scopi della Serenissima Repubblica e quindi per rifornire l'arsenale, che era la macchina da guerra della Repubblica Serenissima, per armare le navi, per fonde il rame insieme a stagno e fa bronzo e quindi fa i cannoni, no? Quindi noi ne piace immaginare che nella battaglia di Lepanto del 1500 e roti i veneziani avessero sparato con i cannoni fatti col ram de Valle Imperina. Ne piace immaginare, ma probabilmente è proprio così, insomma, no? Però per dire l'importanza che aveva queste miniere per il Consiglio dei Dieci, quindi per gente che era a quei tempi là potenti della terra, no? E il Consiglio dei Dieci, quindi il Doge, gli manda su ogni anno una specie di prefetto o di ispettore per verificare che la gestione della miniera la fosse fatta in maniera economicamente valida e anche dal punto di vista tecnico che la fosse gestita in maniera intelligente senza compromettere con le operazioni di scavo i futuri scavi, no? Ma che tante volte, soprattutto prima che entrasse nella gestione della miniera la Repubblica Serenissima, c'erano tante piccole famiglie benestanti bellunesi che aveva ognuna una sua miniera, no? E cercava di usare la sua concessione col criterio della rapina, cioè cercava di portare via picchi povea senza assicurare della sicurezza e senza assicurare del futuro della miniera, no? Quindi gli arrivai a un punto che la miniera l'era quasi distrutta, insomma. Per fortuna dopo le arriva la Serenissima Repubblica che pian pian mandava a casa tutti i vari grandi proprietari, non ultimi la famiglia Crotta, che qua a Terragordino aveva un ruolo importantissimo. Gradualmente la Serenissima Repubblica entrava in possesso dell'intera concessione mineraria e quindi diventava una miniera demaniale, una miniera di Stato, insomma. Ecco, più della metà della produzione del fabbisogno del rame che aveva la Serenissima Repubblica veniva da queste miniere, quindi erano assolutamente importanti queste miniere, no? E se voi di a Venezia anche adesso guardate certi quert di certe gesie, io ancora rivesti con la miniera di ram che viene da Valle Imperina, quindi è una roba importantissima. Allora, l'interessante sapere
che qua veniva fatto l'intero ciclo di produzione del rame, nel senso che veniva scavare il minerale, portare in superficie e veniva fatta una cernita, una selezione, insomma praticamente fa la scelta fra il minerale più ricco e più povero, e arriva al ciclo completo attraverso l'arrostimento delle piriti e attraverso l'utilizzo dei forni, degli altoforni, e arriva a produrre rame puro al 100%, quindi veniva fuori del rame come delle rosette di rame, delle pizze di rame, tant'è che chiamava rame rosetta a sto rame. Abbiamo avuto la fortuna come gruppo archeologico Arca, andando con cerca metalli, a un cantante del greto dell'Imperina, una bella pizza di rame, proprio come chi le fa a loro. Queste pizze di rame, che appunto era rame raffinato al 100%, quindi un rame preziosissimo, e lo portea infine ai porti fluviali del Piave, nella zona del Bribano, a dorso de mulo o trainà con carri, insomma, finché chi ha fatto la ferrovia, no? Allora, sto rame che arriva a Bribano veniva caricato sulle zattere di Zattieri di Codissago e portava, con un viaggio di circa una settimana, portava a Venezia, nella località che tuttora si chiama Le Zattere, no? Quindi i carghea sto minerale preziosissimo e lo portea all'arsenale di Venezia proprio perché serviva per alimentare le necessità di questa macchina da guerra, diciamo, che era l'arsenale della Serenissima Repubblica. Allora, dopo questo accenno storico, ritornando al presente, mi hai spiegato insomma Cande e come che lei nascesta l'idea del recupero? Allora, dunque, le miniere le state serate entro il 1962 perché ormai le risorse del minerario era praticamente esaurite, no? Allora, le sta un periodo di completo abbandono che le dura fin più o meno alla fine degli anni 80. Dopo, su interessamento dell'allora sindaco di Rivamonte, le sta acquistata da Montecatini tutto il terreno e tutte le infrastrutture, e sfruttando delle interessanti tesi di laurea fatte a suo tempo, perché l'ha sempre suscitato qualche interesse a livello di studio, le sta hanno scominciato in giro in regione a domandare finanziamenti per poter recuperare quel che si poteva recuperare, no? E diciamo che la nostra caparbietà, la nostra cocciutaggine la porta a un buon successo, nel senso che nel giro, diciamo, dall'inizio del 90 fino al 2003 così, si riuscì a portare a casa circa 6.700.000 euro di interventi fatti per il recupero soprattutto dei fabbricati esterni, chi che aveva il modo di ammirare adesso passando anche lungo la statale, no? Purtroppo che manca ancora una roba molto importante a questo sito, che manca l'apertura dei sotterranei, nel senso che non si può contare al turista che venga a visitare le miniere di Valle Imperina che le miniere non si può visitare. L'aspettativa del turista è quella di entrare in sotterraneo per vedere quel meraviglioso e quel affascinante, diciamo, mondo ipogeo che se uno l'ha mai frequentato causa situazioni di grande emozione o grande paura, però è comunque un fatto molto, molto emotivo il fatto di entrare in sotterraneo, no? E quindi l'auspicio è che arrivi altri finanziamenti che potrebbero essere calibrati attorno a 2 milioni di euro per riaprire almeno la galleria Magni, la galleria Santa Barbara, che è la galleria storica del 1500, e renderla visitabile attraverso un sistema di vagonetti, di rotaie, come che fra l'altro gli ha fatto, quindi non sarebbe niente da inventare, come che ha fatto i nostri amici in Alto Adige, a Predoi e a Monteneve. E quindi attualmente però la gestione non è più della comunità montana, ma è stata affidata dal comune di Rivamonte, che è il proprietario delle miniere, al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, e quindi noi abbiamo perso un po' il controllo, diciamo, della situazione, e abbiamo delle forti aspettative. Spero che il parco si dà da fare per cattare i finanziamenti per verde queste gallerie e dare finalmente un significato a questo sito minerario di Valle Imperina, che senza le gallerie non è un sito minerario ma è qualcos'altro. Sì. Ecco, un fatto importante strettamente collegato alle miniere è la ferrovia Bribano-Agordo. Sta ferrovia la serviva per trasportare il minerale fino alla stazione di Bribano, la viveste pochissimi anni, purtroppo dal 1925 fino al 1965, e dopo la stata smantellata per l'effetto del trasporto su gomma che era in concorrenza, no? Dopo tanti anni e in maniera un po' rocambolesca siamo stati in grado di recuperare un vecchio locomotore che era in fase di demolizione a Castelfranco. L'avevamo recuperato e l'avevamo rimesso in bella mostra là sul piazzale delle Campe di fronte alle miniere, e adesso che il visitatore può ammirarlo e può così vede uno spaccato di storia dei trasporti ferroviari locali, ammirando questo bel restauro di uno dei 4 locomotori della ferrovia Bribano-Agordo.
Allora, grazie mille a Luciano che ne spiega proprio pulito sia gli accenti storici che l'attualità di queste miniere. Grazie mille Luciano, ci vediamo la prossima volta. Spero bene, Sara, sono qua e quindi ben volentieri vi conto ancora qualche sciona sulle miniere di Valle Imperina. Grazie, sani a tutti.